Secondo motivo, forse più importante, è economico, perché quando si parla di queste cose, sotto ci sono sempre grandi affari, il che non è illegittimo, non necessariamente è illecito, qualche volta lo è. Dal punto di vista imprenditoriale è assolutamente legittimo, perché gli imprenditori cosa fanno? Cercano di capire dove c'è il business e si buttano dove c'è il business, quindi loro fanno il loro mestiere. Ci deve essere un'autorità politica, regionale o sovraordinata che fa le scelte, assumendosi tutte le responsabilità. Ed è difficile fare le scelte sul piano politico, e sul piano economico ancora peggio, ancora più difficile, perché se io acquisto un terreno agricolo o a Roverchiara acquisto un terreno di poco valore perché è una valle a tot euro, e poi riesco a farmi dare l'autorizzazione in regione perché quella diventi una discarica di amianto, io con pochi soldi mi faccio i miliardi di euro, non miliardi di lire, di euro. Ecco perché non conviene economicamente che la regione decida prima, non conviene che la regione decida prima dove collocarli, due ordini motivi, politico ed economico. Ed è quello che non è stato fatto in questi decenni e che si dovrebbe fare, perché una regione seria si assume le sue responsabilità, qualche volta paga anche qualche conseguenza, anche in termini elettorali, puoi perdere qualche voto in quella zona dove decidi che geologicamente per la distanza, la legge dice già i criteri. I criteri è, uno, le discariche per esempio, e adesso parlo di discariche ma vale per tutto, li fai vicini ai luoghi di produzione, cioè quello che ha la ricchezza che gli deriva dalla costruzione, dalla realizzazione di un qualcosa che poi è nocivo, se deve assumere anche la responsabilità di scaricare quella nocività vicino al proprio sito. Ma c'è anche un altro motivo, quello di non far fare troppi chilometri di trasporti a rifiuti tossico-nocivi, ad esempio, perché se tu lo dislochi a 100 km da dove lo produci, è ovvio che i camion eccetera portano, c'è anche il rischio, no? Durante il trasporto. C'è anche un altro criterio che stabilisce la legge regionale, quello che deve essere vicino ai nodi ferroviari, anche lì per ridurre il più possibile l'inquinamento di trasporto, i rischi eccetera. Quindi ci sono dei criteri che sono stabiliti per legge, non attuando quella legge, rinviando in continuazione di decennio in decennio l'attuazione di quella legge, non quindi attuando quei criteri, si lascia la massima libertà agli imprenditori dei rifiuti ma anche dei recuperi di fare quello che si vuole. Quindi mancanza di un piano energetico e mancanza di un piano dei rifiuti permette questo duplice vantaggio, quello di lavarsene le mani e di andare di qua e di là a seconda di dove c'è meno protesta. Ecco perché ci sono i comitanti che continuano a crearsi dappertutto e rincorrono queste scelte, fanno bene a farlo, perché quello che sta zitto se lo becca a casa sua, questo è sicuro. Se a Roverchiara non avesse fatto il comitato, la discarica di amianto ci sarebbe già. Se a Sanguinetto non fate la protesta che fate, quell'impianto lì sarebbe fra un anno o due, questo è sicuro. E le autorizzazioni arrivano tutte, non c'è assessore che tenga, perché poi è automatico, perché mancando il piano a monte si è voluto che succedesse proprio questo. Dopodiché c'è chi rincorre di qua e di là per dire sono contrario, troppo facile, troppo comodo. Sulle centrali atomiche, centrali nucleari, e noi abbiamo detto chiaro come pensiamo, cioè noi pensiamo che la tecnologia di queste centrali nucleari oggi si è superata. Può darsi che 20 anni fa o 30 anni fa, quando è stato fatto il referendum, che comunque è stato democratico e ha deciso delle cose, forse sull'onda emotiva di Chernobyl può essere, ma comunque non era un'onda emotiva di poco conto, vero? Era un'onda emotiva che aveva delle motivazioni. E è stata fatta una scelta, l'Italia, anche dal punto di vista della ricerca, a seguito di quella scelta democratica, ha perso un treno. Ha perso quel treno, non può pensare di recuperarlo oggi, quando già si pensa a una nuova tecnologia che arriverà fra 10, 20 o 30 anni, che è quella delle centrali nucleari di quarta generazione. Quindi oggi noi arriviamo e paghiamo caramente le centrali nucleari i cui brevetti sono francesi o americani. Quindi noi arriviamo in ritardo per regalare la finta ipotesi di un recupero energetico, quando invece sappiamo che 4 centrali nucleari in Italia oggi si creano, quando si creeranno, che sono già un po' vecchiotte anche tra l'altro,
al massimo arriveranno a coprire il 4% del fabbisogno. Quindi non risolviamo i problemi dell'Italia con l'energia nucleare, tanto per essere chiari. E quelli che sono contrari alle centrali a biomassa non possono essere favorevoli alla centrale nucleare a Chioggia o a Rosolina o a Torretta di Legnago, perché il problema delle scorie non è stato ancora risolto. Noi dobbiamo ancora risolvere il problema delle scorie delle centrali nucleari di 40 anni fa. Voi immaginate, fanno adesso di nuovo e dopo dove li mettiamo? Nel mare, sotto, eccetera. Quindi qua bisogna essere coerenti. Il problema è che non si può essere contro tutto, questo è un altro problema ancora. Quindi ci vuole coraggio di programmazione, scelte. Se si decide che si fanno nel Veneto 4 inceneritori o 3 inceneritori per tutti i rifiuti del Veneto, si deve stabilire dove fare. Cos'è successo in Consiglio regionale una settimana fa? Che è stata votata un emendamento alla finanziaria nel quale si è deciso che a Treviso non si fanno inceneritori. Perché? Perché a Treviso c'è Zaia e a Treviso c'è la Lega che è molto forte. E hanno deciso, stabilito, imposto che non si fanno inceneritori a Treviso. Io contemporaneamente ho presentato un emendamento per dire, beh, allora ragioniamoci sugli inceneritori di Cadelbue, non li facciamo a Treviso e rinviamo, non lo abroghiamo, non lo azzeriamo, rinviamo di un anno o due la riapertura di Cadelbue per stabilire se ci sono dei sistemi diversi da quello dell'incenerimento che fa il fumo attaccato a 3 comuni come San Giovanni Lupatotto, San Martino Buonabergo e Zevio, e valutiamo se ci sono degli altri sistemi, dato che nel frattempo la tecnologia è andata molto avanti e ciò che era necessario 10 anni fa, cioè l'inceneritore, 20 anni fa, l'inceneritore che bruciava in un certo modo, oggi c'è una prova a Vedelago in provincia di Treviso mi pare, c'è la prova che si può fare il recupero dei rifiuti con grandi impianti avanzati tecnologicamente diversi, così come sappiamo che con l'amianto ce l'hanno insegnato, non so se c'è qua qualcuno del comitato, ce l'hanno insegnato proprio quello del comitato facendo venire un ricercatore universitario, il quale ha dimostrato che c'è la possibilità con una cifra di 10 milioni di euro, che è una cifra spropositata, di fare un impianto che recupera l'amianto e lo trasforma in un qualcosa che non è più nocivo. Ci vogliono 10 milioni di euro, non sono tanti, quello che fa la discarica ci guadagnerà 1 miliardo di euro, per cui voglio dire non c'è neanche confronto. Quindi le possibilità ci sono, bisogna puntare molto sulla ricerca. Su queste centrali qua io non sono un intenditore, dico subito, io ho valutato solo la centrale di Sanguinetto, non so le altre. Credo che possono, sono d'accordo con il sindaco che probabilmente il futuro è nel biogas e non in queste centrali che quando sono nate, anche finanziate dai fondi europei, potevano anche avere un senso, possono avere un senso sul piano della redditività del mondo agricolo che essendo in crisi è vero, da queste cose può ricevere qualche piccolo vantaggio, però non c'è proporzione fra il vantaggio che hanno e i pericoli che ci sono. Tra l'altro nel caso di Sanguinetto sappiamo che ci sono anche altre cose molto poco convincenti per cui non si discute. Io direi complimenti a voi che avete avuto il coraggio, anche ho visto in Consiglio Comunale, anche affrontando reazioni non propriamente civili. Credo che noi dobbiamo difendere il nostro territorio, dobbiamo allo stesso tempo anche capire che i temi si superano solo se si affrontano programmaticamente e anche con delle scelte chiare e non contraddittorie. Finisco dicendo che io 10 anni fa iniziai la raccolta differenziata porta a porta, prendendomi anche un po' di parole, e vedermi oggi qualcuno che viene a darmi lezioni e che allora sulla stampa faceva determinate interviste contro la raccolta differenziata e invitava a raccogliere le firme contro la raccolta differenziata, beh, almeno su quello permettetemi qualche osservazione devo fare.